Benissimo, siamo liberi, possiamo uscire con un portafoglio così di soldi, non c'è nessuno che ti viene a strappare la borsa. Puoi camminare tranquilla qua perché è un paese onesto, non ci sono delinquenti, non ci sono gente che ti strappano la borsa e ti prendono tutto quello che hai. Per esempio io ho il portafoglio, oggi ce n'ho pochi soldi, ma se ce n'aveva 200 se li prendevano tutti. Quindi è un paese calmissimo questo, lo potete dire a voce alta a tutti che è un paese calmo, non ci sono delinquenti, possiamo lasciare per dimenticanza anche il portone aperto di fuori. Io quante volte, la mattina mamma ho lasciato il portone aperto con la chiave, è di metallo il portone, perciò è un paese di nobili persone, non c'è nessuno che ti viene con la pistola in mano, dammi il portafoglio, dammi qua e dammi là. Quindi siamo un paese di nobili persone. Stiamo parlando del paese di Ficarra, Di Ficarra. E guardate alcuni scorci di questo paese. Amici di Bella Sicilia, buongiorno da Ficarra. E ti porto Con queste testimonianze che toccano il cuore, le testimonianze che escono. e ti dico che nascono dal cuore, invece in città si deve guardare una, magari se li mettono qua nel petto i soldi per non farseli strappare. Quindi è un paese, questo io definisco così, di nobili persone Ficarra. Grazie, il suo nome? Anna Lopez, Piacere di averla conosciuta. Di 87 anni. Portati benissimo. E quanto ne dimostro? 70. Complimenti! 87. Complimenti! Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti da Ficarra. 19 giugno e iniziamo questo grande giorno dedicato alla valorizzazione, alle bellezze di Ficarra e anche al capitale umano che oggi non è mancato. Appena arrivati subito questa testimonianza che ha toccato i cuori di tutti, ma seguiteci perché i documentari stanno per iniziare. Ciao! Buongiorno! Buongiorno da Ficarra! Buongiorno! Buongiorno! Seguiteci!